Il viaggio fino a Cagliari ha bisogno del microfono. Vediamo un po'. Dunque, sappiamo, ecco, che loro, Maria e la madre, erano partite da Nuoro e avevano avuto un viaggio piuttosto venturoso data l'epoca, e qui tralasciamo appunto l'inizio del racconto e cominciamo da qua. Il viaggio fino a Cagliari poté continuare senza incidenti e anzi in un certo clima d'amicizia e d'allegria, che durò sino a quando, arrivato al capolinea, il treno si svuotò e i nostri compagni di viaggio ci aiutarono a scendere sull'affollatissimo marciapiede, o meglio, su ciò che del marciapiede e della pensilina restava ancora dopo i bombardamenti che nel giro di 2 notti e di pochi giorni, nel febbraio del 1943, avevano trasformato la città in una distesa di ruderi. Di quei bombardamenti e dei loro effetti devastanti si era molto parlato e molto mi aveva impressionato il racconto che avevo sentito fare dei 3.000 morti ai quali era stato difficile, se non impossibile, dare una normale sepoltura e ai quali era stata impartita una soluzione e una benedizione collettiva. 3.000 morti, tutti insieme. Cercavo di immaginarli, ma nonostante avessi vissuto quasi tutta la mia infanzia e stessi vivendo l'adolescenza in clima di guerra, la morte per me allora restava ancora un avvenimento misterioso e spaventoso, ma in qualche strano modo umiliantemente mediocre, come lo vedevo rappresentato in certi quadretti ammonitori nella cripta della cattedrale dove ci venivano impartite le lezioni di catechismo. In quei quadretti la morte era sempre solitaria ed esplicitamente punitiva. Era la morte crudele ma meritata dei peccatori, pallidi abbandonati sui loro lettini grigiastri dentro camerette squallide, ingombre di mandolini, di mezze maschere da carnevale, di carte da gioco e di altri oggetti che non potevano che essere la prova della vita stupida e dissipata che essi avevano condotto. La morte di 3.000 persone, tutte insieme, non aveva niente a che fare con quell'immagine, niente a che fare con la morte dei peccatori della cripta della cattedrale. Forse addirittura, nonostante il tono di tragedia con cui se ne parlava, e benché non meritata, la loro morte doveva essere stata meno triste. Loro, le vittime del bombardamento del 3 febbraio, almeno erano morte in compagnia, tutte insieme, all'aria aperta, e magari senza neppure accorgersene, avevo pensato. Certo, doveva essere stato triste, magari terribile per le loro famiglie, ma loro, i 3.000 morti, forse non se ne erano neppure accorti. Dei 3.000 morti non mi ero minimamente ricordata durante il viaggio a Cagliari, la loro città, ma mi tornarono in mente e per la prima volta li pensai come 3.000 ex vivi, mentre aggirando crateri e scavalcando cumuli di detriti camminavo insieme a mia madre e al cugino studente che ci era venuto incontro alla stazione per accompagnarci in albergo. Di loro come vivi, non come morti, raccontavano le pareti interne rimaste quasi intatte in molte di quelle case di 4 o 5 piani, le cui stanze, in facciata, si erano trasformate nei cumuli di mattoni e calcinacci che dovevamo aggirare o sui quali dovevamo arrampicarci per poter procedere. Esposte in un modo stranamente indiscreto, restavano su quelle pareti le tappezzerie nei loro allegri colori pastello, con ancora qualche quadro appeso al suo chiodo e un telefono ancora posato su una mensola fissata al muro. In quelle che dovevano essere state camere da letto, sotto il quadro della Madonna, restavano delle spalliere inesplicabilmente ancora in piedi, appoggiate al muro, ma con le reti penzolanti sul vuoto dei pavimenti e delle volte sfondate. Ero stata a Cagliari poche altre volte per visitare la famiglia dei nonni paterni, che vi aveva abitato ma che la guerra aveva disperso. Alcuni zii chissà dove nei diversi fronti, la nonna e alcune zie sfollate in un paese della provincia. Particolarmente mi era rimasta impressa la prima visita che avevo fatto all'età di 3-4 anni.
Cagliari quella volta mi era apparsa sontuosa, ricca, civile, paradisiaca, con i suoi caffè sotto i portici, dove ci si poteva sedere a riposare e dove i camerieri mi offrivano gentilmente il gelato o la cioccolata calda, con i suoi tram e i suoi taxi, con i suoi giardini, con i suoi grandi alberi ornamentali, lungo le strade che erano larghe e asfaltate, e con la statua del re in mezzo a una grande piazza popolata di grandi uccelli, bianco argentati. A Cagliari erano sontuosi i regali anche gli uccelli. Mamma, che sapeva tutto, mi aveva detto che si chiamavano gabbiani e che erano uccelli marini e che a Nuoro non c'erano, perché a Nuoro non c'era il mare, mentre a Cagliari il mare c'era, anche se io non riuscivo a vederlo perché non ero abbastanza alta e il mare era dall'altra parte della strada, dietro la fila d'automobili e di carrozze a cavalli. La Cagliari che percorrevo nell'ultima luce di quel lunghissimo giorno di viaggio era molto diversa. Era una città dove era passata la guerra e la guerra aveva cambiato tutto, anche il colore dell'aria, mi sembrò. Di quegli alberi sontuosi e monumentali lungo le strade restavano solo tronchi e moncherini di rami, i marciapiedi erano pieni di buche, i tram e le automobili erano scomparsi e il cumulo di pietre e calcinacci sul quale ci stavamo arrampicando era ciò che restava della bella chiesa di Sant'Anna, disse mia madre. Il nostro albergo stava su una strada laterale nei pressi del largo Carlo Felice, o forse di Piazza Iene. Ci arrivammo che era già quasi buio, proprio nel momento in cui si accendevano le luci dei lampioni.